Lorenzo Trevisani, capitano del Fitness Club 50, una partita molto tirata 0-0 fino al secondo tempo, alla fine 2 errori difensivi vi hanno condannato. Sapevamo comunque di affrontare una grande squadra. I punteggi che hanno fatto hanno vinto quasi tutte le partite, se non tutte, e quindi abbiamo cercato di preparare la partita in un modo un po' più difensivo, però il primo tempo abbiamo visto che abbiamo creato troppo poco, il secondo tempo abbiamo provato un modulo un po' più offensivo. Abbiamo fatto 2 errori difensivi, 2 gol, loro comunque hanno meritato una grande squadra. Il nostro obiettivo era raggiungere la Serie A, ci siamo riusciti, volevamo vincere anche queste finali, non ci siamo riusciti, però va bene così. Come hai detto, il Fitness Club 50 l'anno prossimo giocherà la massima serie, la Serie A, dopo la vittoria della Girone Sport City. Comunque un risultato straordinario per la vostra squadra, anche se ovviamente ci sarebbe stato come ciliegina sulla torta anche una vittoria in questa partita e una finale della Coppa. Sì, sicuramente, come hai detto te, è tanto già fare la Serie A. Noi l'altro anno eravamo un gruppo di amici, abbiamo fatto la B, siamo saliti in A2, quest'anno abbiamo detto perché non provarci, ci siamo riusciti. Certo, vincere questo campionato sarebbe stato, come hai detto te, una ciliegina sulla torta, però va bene così, sono stati più bravi oggi e cercheremo di farci anche in Coppa contro di loro. Ultima domanda per il capitano, l'anno prossimo giocherete in Serie A, vi chiedo siete pronti o servirà qualche innesto? Sicuramente già ci stiamo muovendo perché noi siamo di base una gran bella squadra. Abbiamo dimostrato oggi che andiamo in difficoltà, se comunque sia vediamo che la gente gioca il pallone veloce, sicuramente servirà qualche innesto, già ci stiamo muovendo, quindi su questo non sono affatto preoccupato.